Benvenuti a un'altra puntata del venerdì di Trieste in diretta. Il venerdì è la puntata dedicata di solito alla cultura e agli spettacoli. Il primo ospite è l'assessore comunale alla cultura e al turismo Giorgio Rossi, che ringrazio per essere tornato. Buon pomeriggio a tutti. Allora, stiamo sull'attualità. Ce la facciamo domani contro la Svizzera? Allora, l'Italia è questo paese straordinario in cui quando pensiamo che siamo ormai finiti abbiamo mille risorse, quindi se pensiamo che a 8-10 secondi dalla fine all'altra volta eravamo fuori, poi sì. Col senno di poi, se tu guardi le altre classifiche ce la facciamo, ma io direi che ci sono 50 probabilità su 100 di arrivare in finale, perché alla fine il nostro girone non è un girone molto complicato. C'è l'Inghilterra, ma l'Inghilterra, nonostante che abbia dei grandi campioni... L'Inghilterra prima o dopo fatica sempre. Fatica sempre, nonostante abbia Kane, che per questa gente qui, però fatica, mentre dall'altra parte sono Francia, Portogallo e poi tante altre squadre, per non parlare della Spagna. Se noi superiamo la Svizzera, poi troviamo l'Inghilterra, chissà che non facciamo anche il bis rispetto a 4 anni fa, però siamo una squadra modesta, ecco, rispetto ad altri. Non abbiamo visto grandissimi campioni, no? Se non quelli della Spagna che ci hanno veramente rullato, e anche c'è stato qualche individualismo. La Georgia, ad esempio, è stata una sorpresa. Quindi se dici vinciamo, io dico di sì. Perché? Perché i segni del destino si vedono molto prima di quanto accadono, no? E quindi aver segnato al 98esimo, sì, 8 minuti che è andato l'arbitro di recupero, è un segno. E poi non può essere che un segno positivo, perché eravamo già fuori, quindi disperati. Ti immagini cosa succedeva nel nostro paese a livello di critiche, no? Nei confronti di Spalletti. Allora, parliamo un po' della mostra di Van Gogh. Si chiude, credo, domani, no, dopodomani, domenica, il 30. Domenica si chiude la mostra di Van Gogh e anche quella di Ligabue. Il successo è un successo inimmaginabile, poi daremo i numeri, e rappresenta, direi, anche una svolta per il Museo Revoltella, perché il Museo Revoltella, che ricordiamoci, l'abbiamo preso 6-7 anni fa, quando aveva 20-24 mila visitatori, nel 2023 ne ha avuti 106.000, nel 2024, nei primi 6 mesi, ne ha avuti già 150-160.000, cioè ha avuto risultati straordinari in merito al fatto che è stato contaminato da queste mostre che sono partite con Monet e gli impressionisti della Normandia e poi sono finite con Van Gogh. Ma potremmo fare un Van Gogh all'anno? Io direi di no. E per cui ho detto anche ai miei collaboratori: bisogna dare una svolta. Siamo un giro di boa, come nella Barcolana. E il giro di boa prevede che non si possano fare altre mostre in quel contesto se non si mette a posto prima il museo. Il museo che Scarpa ha fatto è già di per sé un'attrazione, no? Perché tu vedi cosa ha fatto Scarpa a livello architettonico, uno rimane stupito, no? Da questi marmi, da questi volumi, da queste creatività. Ma però il museo è anche un museo che è obsoleto sotto certi punti di vista. I servizi di accoglienza, ad esempio, non c'è un bar, un punto di ristoro, va rifatta la biglietteria, vanno fatto un bookshop, vanno fatto tutta una serie di riqualificazioni, a partire ad esempio dalla Sala Sofianopolo, che è lì da 40-50 anni non è stata mai rimessa cambiate le poltroncine. E difatti adesso partirà, anche perché abbiamo la disponibilità di 500.000 euro del PNRR e altre disponibilità finanziarie sulla tassa di soggiorno, partirà un importante programma di riqualificazione che noi vogliamo portare avanti nel secondo semestre del 2024 e nel primo trimestre del 2025, in maniera tale che nel marzo del prossimo anno daremo il via
probabilmente un'altra mostra, diciamo più contenuta negli spazi, ma in un contesto che deve essere un contesto di totale riqualificazione del museo. Peraltro il museo ha anche bisogno di essere un po' rivisto per quello che è l'allestimento, in maniera tale, perché non è aperto solo ai turisti, è aperto anche ai cittadini che non possono vedere sempre le stesse cose. Quindi abbiamo anche avviato un piano di restauro delle cose che abbiamo nei depositi, in maniera tale che sia veramente un museo da vedere a prescindere, no? Perché questo è l'obiettivo. E così come faremo con il Museo Sartorio e il Winckelmann. Il Winckelmann sta dando dei risultati che sono straordinari, siamo già arrivati a 50-60 mila visitatori nei primi 5 mesi, quindi è un bel museo. Adesso faremo anche delle attività estive, così come nel Sartorio. Allora, sta andando bene anche Salgado. Beh, Salgado è una mostra che... Lì l'allestimento è meraviglioso. L'allestimento è meraviglioso. Hai detto una cosa giusta. Cosa mi ha colpito e fatto sì che noi andassimo anche a riqualificare il Museo Revoltella, che dopo 6-7 anni che mi occupo di cultura, i due contenitori, la sala scarpa che era poco utilizzata, il quarto piano della Revoltella, ma soprattutto il Salone degli Incanti, hanno avuto da parte dei proponenti, questi sia la mostra di Van Gogh che quella di Salgado, delle attività di allestimento molto creative. Soprattutto la moglie di Salgado, che è un architetto che alla mia età è stata geniale, perché per la prima volta, tu che hai visto varie mostre che sono state esposte al Salone degli Incanti, ha occupato tutti gli spazi. Generalmente dei 2000 metri quadrati veniva presa la parte centrale, venivano create delle stanze, dei labirinti e lì facevi le mostre. No, lei ha preso in mano tutto questo volume e ha fatto qualcosa di straordinario, per cui andarla a vedere non solo per quello che rappresenta così il percorso fotografico di Salgado, ma soprattutto per quello che è una testimonianza di una professionalità eccelsa, ecco, che devi andare a cercare, oppure ti viene, perché loro si sono anche proposti. Ecco, questo è importante perché stiamo adesso avendo un'inversione in marcia, mentre prima noi cercavamo di fare delle mostre attrattive, adesso ce ne vengono proposte in continuazione, quindi siamo fieri di avere così fatto di Trieste una città d'arte. Il Salone degli Incanti, se non ho capito male, poi verrà messo a disposizione? È già stato messo a disposizione. La Regione, il Friuli Venezia Giulia, attraverso Promo Turismo FVG, ce l'ha chiesto. Noi l'abbiamo messo a disposizione praticamente per 2 anni, un anno, o 2 anni quasi, 2 anni, perché in novembre glielo consegneremo, faranno 2 mostre e poi alla fine ce lo riconsegneranno nel 2026, nell'aprile-maggio, dopo appunto l'ultimazione di queste mostre che dovranno essere organizzate da Promo Turismo FVG nel contesto dell'evento Gorizia 25. Allora, parliamo di turismo. Questa mattina sul Piccolo c'è un'inchiesta sui costi degli affitti. Dice, nella zona centrale di Trieste. Nella zona centrale. Dice, molti, vado un po', generalizzo, cioè sintetizzo, molti mettono le proprie case, le proprie seconde case, insomma, le trasformano in bed and breakfast o case vacanze, eccetera, e cresce la domanda di case in affitto. Al di là di questo, come si gestisce anche poi il turismo in una città come Trieste, che vi si affaccia con numeri impressionanti da poco tempo, fondamentalmente? Beh, allora, hai fatto una bella domanda, anche perché ha dei vari risvolti in termini di risposta. La prima, regolarizzando un po' tutto, ricordiamoci che ci sono ancora delle fasce, tra virgolette, in nero, cioè, quindi c'è una certa propensione, no? Me lo dice ad esempio il dottor Lanci, che è il presidente degli albergatori, soprattutto il bed and breakfast o cose di questo genere, questi affitti così, che fanno parte di un mercato molto libero, no? Che vanno controllati, perché questi, tra virgolette, in parte, non in gran parte, evadono la tassa di soggiorno.
perché non pagano la tassa di soggiorno, ad esempio, e quindi questo anche al rapporto che c'è via internet, di prenotazioni, eccetera, è difficilmente controllabile, quindi uno degli impegni che ci siamo prefissi, ma qui abbiamo bisogno, non so, dei vigili urbani, degli organi di controllo, dovrebbe essere appunto un controllo che questo non avvenga, perché è un'evasione. C'è tanta gente comunque che ha capito che investendo in questi alloggi, eccetera, può vivere di turismo, e credo che alla fine anche sia una proposta di qualità. Molte persone ho visto che hanno aperto delle strutture regolari, ma credo che il turismo vada regolato a monte, cercando di intercettare e di risolvere alcuni problemi. Certamente il problema, ad esempio, del turismo da crociere è un problema di non poco conto, ma non tanto perché non vogliamo che scendano in città 500.000 persone che vengono qui a Trieste, o che partono a Trieste, o che arrivano a Trieste con le navi da crociera, quanto perché bisogna un po' rivedere quelli che sono anche i problemi legati ai parcheggi, alle stazioni marittime, eccetera. Io mi sono messo in contatto più volte, ho ascoltato quelli che sono anche le risposte degli addetti ai lavori, e quindi del Trieste Terminal Passeggeri, eccetera, i quali hanno detto che sicuramente il turismo da crociere porta dei benefici, e hanno fatto anche dei calcoli, però restando inteso che sono sempre dell'avviso di quelle che sono state le proposte che hanno fatto, ad esempio, la Capitaneria di Porto, il precedente comandante, ma penso che vengano riprese dall'Oceano del Prete, che è il comandante della Capitaneria di Porto, che prevedono una seconda zona di attracco per le navi da crociere, che può essere Porto Vecchio, ma attraverso però dei lavori e degli investimenti che credono devono avere il supporto delle società di navigazione che organizzano le crociere, quindi le SMC e tutte quelle altre che vanno per la Maggiore, che fanno attraccare le porte. Cosa significa? Una stazione marittima, diciamo così, alternativa a quella centrale, la possibilità di parcheggiare, perché ad esempio il problema dei parcheggi è un problema di cui la città si lamenta, perché arrivano le crociere, viene bloccato tutto, e quindi perché c'è un sistema anche di tutela, non si sa se la nave qualche volta arriva, eccetera, il bel tempo, cattivo tempo, qualche volta magari non attracca, e quindi ci sono dei problemi che non siamo così, non sono, tra virgolette, certi come un orologio svizzero di alcuni meccanismi che interferiscono con quelle che, diciamo, la città si aspetta sulle rive e la disponibilità di spazio. E poi però ci sono, per fare queste operazioni, problemi di un poco conto: il taglio di una parte della punta della diga foranea, il prolungamento di alcuni moli, perché queste sono navi che sono dei mostri, sì. Tu hai visto cosa arrivano, quindi non è che possono arrivare dappertutto. Resta inteso che il flusso turistico, per quello che ci riguarda il Comune, deve essere monitorato. Noi non possiamo pensare di arrivare a numeri tali, no, che alla fine danneggiamo quello che stiamo facendo adesso, no? E quindi deve essere un turismo calibrato, un turismo che non deve essere d'élite, ma non deve essere neanche un turismo di massa, perché poi facciamo la fine di Venezia, poi puoi mettere tutto quello che vuoi, la tassa di imbarco, puoi mettere una tassa per entrare in città, ma il caos resta. Cioè, io vedo che Venezia è invivibile, se adesso che dicono che puoi andare a certe ore, a certi giorni, di prenotare. Se una città devo prenotare la città, capisci tu che insomma sei un viaggiatore, che non c'è più neanche il piacere dell'ultima ora, vado di qua, vado di là. Sì, anche questo cioè, è vero. Che poi è quello che fanno gran parte delle cose. Quindi il turismo pone dei problemi rispetto a quelli che sono però delle grandi possibilità di crescita, perché fa economia, per non parlare di concerti che hanno portato un risultato straordinario in città. Qual è, Assessore, il settore, secondo lei, che maggiormente beneficia del turismo? Perché, come posso dire, ci sono dei settori nella vita cittadina che possono essere, non so, il commercio ed altro, la ristorazione, tutte queste cose qua, che sono dati per acquisiti per certi aspetti. Il turismo è sempre qualche cosa di
come dire, che probabilmente succede anche in tutte le città che non sono turistiche di per sé, però magari lo si identifica, è come l'arte applicata, no? Nel senso, qual è il settore che va più che beneficia, mettiamola così, che va più a braccetto col turismo, secondo lei, nella vita di una città? Io ritengo che sia soprattutto una convenienza di carattere, diciamo così, istituzionale, perché ho capito quello che se tu pensi a quanto è attrattivo, non so, il Castello di Miramare, quanto sono attrattivi i musei, eccetera, allora questo significa marketing per la città, sì, perché uno viene e dice: oh, guarda, andiamo a vedere questo, andiamo a vedere quest'altro. Io credo che il passaparola è fondamentale, e allora la città è bella, è una città pulita, insomma, direi, se guardiamo le altre, è pulita, e dopo soprattutto è una città che è diventata accogliente, no? Tu sei una persona matura, quindi non sei un ventenne, e ti ricordi che 40 anni fa in un negozio erano tutti un po' scocciati, no? Adesso, anche perché abbiamo ricevuto un'iniezione di gente abbastanza giovane che viene a lavorare da fuori, anche oltre ai triestini, che quindi anche attraverso la gente che viene fuori, che quindi fa un sacrificio e sa che vuole mantenere questo livello anche occupazionale, la città è molto accogliente, e quindi qui di riflesso lavora il commercio. Io credo che nell'ambito del commercio la ristorazione sia quella che prevale su di tutti, e soprattutto in centro, perché non c'è un posto che non è occupato per mangiare la pizza, sì, per bere uno spritz o qualcosa. Quindi siamo veramente felici di vedere che l'economia gira, però credo che alla fin fine, se c'è una punta su cui lavorare, che è la punta di diamante, è quello dell'accoglienza culturale, che è fatta di eventi, è fatta di bei musei. Ecco, per questo che noi dobbiamo adesso un attimino fare una riflessione, quindi che va bene, le mostre le faremo, eccetera, ma soprattutto dobbiamo puntare anche a sistemare alcune infrastrutture, perché insomma deve esserci, no, nei musei quello che funziona, l'ascensore che funziona, il punto di ristoro. Certo. Non c'è museo all'estero che tu non vai prendere su un bicchiere di aranciata, sì, o qualcosa, o mangiare uno spuntino. Noi queste cose non le abbiamo. È il problema, ad esempio, del Porto Vecchio. Nel problema del Porto Vecchio io mi sono sempre domandato se è nato prima l'uovo o la gallina. Allora, il Porto Vecchio, che dovrebbe essere una delle nostre punte di diamante, aspettiamo ancora la fine di alcune cose che purtroppo hanno avuto code insolute per vari motivi, adesso non sto qui a sottolineare, e dobbiamo completare una serie di diciamo così, strutture museali. Faccio un esempio: non è ancora finito il museo civico per la cultura istriana e fumare dalmata. Ci manca poco, però manca ancora questo, manca ancora quest'altro, abbiamo sempre sfondato di mesi. E poi c'è l'operazione del grande Museo del Mare, che è un'operazione sulla quale ci aspettiamo molto, ma non vedo la velocità di una volta in cui effettivamente le imprese ci mettevano molto più, diciamo così, impegno, no? Oggi c'è un riflesso, soprattutto burocratico, di una lentezza che invade un po' tutti i settori. Quello dell'edilizia è uno dei tanti, ma non solo quello. Quindi io credo che siamo avviati dei bei passi per quanto riguarda il turismo, però dobbiamo sempre premere in maniera tale da controllare quelli che sono i punti deboli da in qualche modo rinforzare. Le faccio adesso forse un po' mi diverto, le chiedo scusa se... No, lei ha familiarità col film di Mel Brooks, Frankenstein Junior? Beh, certo, è un'icona. Sanno che si dice Blucher, i cavalli si imbizzarrirono. Sì, come no. Se io le dico teatro auditorium, lei si imbizzarisce ancora perché una volta era un argomento che... Allora, vogliamo svelare la verità? Allora, la verità è questa: il teatro auditorium è all'interno di un edificio di proprietà dello Stato, dove c'è la sede della Polizia di Stato.
prima che arrivasse questo questore, col precedente, visto che indubbiamente si insisteva per renderlo, diciamo così, utilizzabile, io ho fatto una riunione con la precedente sovrintendente e con il questore, oltre che sono riuscito a portare a Trieste i responsabili del demanio regionale, che era come portare qua il Papa. Va bene, abbiamo fatto aprire le porte, abbiamo visto questo auditorium, e ho detto, ma ce lo potete dare? Che poi il comune, con la tassa di soggiorno, qualcosa se lo rimette a posto, perché indubbiamente il costo era sostanziale, ma aveva tutte le caratteristiche per essere messo a posto. 2 ingressi, no? Uno dalla via Teatro Romano e uno da Tor Bandena, aveva la possibilità di un grande spazio per la biglietteria e via discorrendo, no? La risposta è stata no, e il motivo era anche un motivo che aveva una sua logica. La Polizia di Stato, ancorché si serve o potrebbe servirsi di quegli spazi per depositi e quant'altro, non può avere un'enclave, mi segui cosa, no? All'interno di una struttura così delicata dal punto di vista della sicurezza come è la questura. Non può avere dentro una situazione che potrebbe essere una bomba a orologeria. Capito quello che mi segui, no? Sì, sì. Cioè, quindi, perché? Perché era dentro al quartier generale della polizia. Quindi i motivi sono stati motivi di sicurezza. E quindi su questo ne parlavo anche con amici del teatro, eccetera, con Franco Però, che era uno di quelli che desiderava più che altro rimettere in sesto un teatro che abbiamo frequentato da giovani. Veramente è un'operazione impossibile, a meno che non si cambi idea, però non la vedo, perché tu veramente sopra il tetto a volta hai i quartieri alti della polizia, c'è il questore, c'è la segreteria, ci sono altri uffici, quindi credo che sia una prospettiva praticamente impossibile. E invece il gasometro? Il gasometro ne avranno fatti una ventina di progetti, no? Ma tutti quelli che si presentavano dicevano, beh, è un bel progetto. Il progetto meraviglioso era quello di fare una scuola di roccia, cioè in mezzo al gasometro fare una specie di piramide, eccetera, bellissima, no? Ma poi alla fine quando ci diceva, ma chi lo fa? Ma lo fa il comune. Il comune ha tante altre priorità, no, su questo, e quella è una delle ultime, perché poi non è solo quella di metterci i soldi, ma è la gestione. Con cosa fai? Con sbigliettamento? Non la vedo. Quell'associazionismo che va lì e gestisce la cosa, ancora meno. E poi a mio parere si aggiunge un'altra cosa, la staticità di quella struttura. È una struttura un po' fragile, e quindi chi ci deve mettere le mani la prima cosa deve fare una struttura, rinforzare staticamente, perché purtroppo siamo in zona sismica da una ventina d'anni, e tu sapevi che noi non eravamo in zona sismica e poi siamo stati inseriti, ma probabilmente anche perché è meglio così. E quindi la vedo anche difficile da interpretare quella scommessa. Mi stavo dimenticando, abbiamo ancora 3 minuti, mi stavo dimenticando mostre, iniziative per il 70° del ritorno di Trieste all'Italia. Quest'anno in novembre sono 70 anni sono passati. Io mi ricordo, ero in Piazza Unità era piena, e poi ero in Corso Italia, che passavano appunto i nostri soldati, e c'era questo cambio diciamo tra il territorio libero di Trieste, tra gli anglo-americani. È stata una giornata speciale, una giornata carica di entusiasmo, e sono passati 70 anni. Non sono molti quelli che hanno, qualcuno sì, ma che hanno vissuto quell'epoca, e quindi oggi è giusto testimoniare quello che è stato fatto. Noi abbiamo passato di tutti i colori, parliamoci chiaro, qua a Trieste, no? Perché non sono fatti mancare niente. Non sono fatti mancare niente, perché al di là dell'epoca del fascismo che tutti hanno vissuto, ma poi nel 1943 sono arrivati i nazisti, sono stati qui 1 anno e mezzo, il problema del nostro vescovo, il problema dei tedeschi, della risiera, dei fucilati a Opicina, cioè sono state situazioni drammatiche, per non finire con i 50 giorni di occupazione di Tito,
e dopo il memorandum di Londra ha deciso tragicamente quelle che erano le linee di demarcazione dei nostri confini. E quindi 70 anni penso che sia necessario rinverdire soprattutto a quelli che non ci sono stati e a cui poi i libri di storia non hanno insegnato tanto, no? Perché tu sai che i libri di storia a un certo punto si fermavano. No? Adesso, sì, tra l'altro. Adesso io non mi ricordo o non lo so se ci sono stati degli aggiornamenti nell'ultima decina d'anni, perché mio figlio ha passato quell'età. E quindi credo che fare le due mostre, così come abbiamo deciso di farle, una alle Riquezze, che è una mostra prettamente storica che si allaccia anche alla storia della Prima e Seconda Guerra Mondiale, e un'altra invece più fotografica, perché noi abbiamo la fototeca al Museo Smith, le faremo anche, diciamo così, noi ci eravamo impegnati a tirare fuori dei soldi, ma abbiamo ricevuto un bel regalo dalla Regione, perché dovevamo riconoscere che il consigliere Claudio Giacomelli è riuscito a emendare una legge eccetera, finanziaria, e ha trovato i soldi sia per noi, 70.000 euro, che mi pare 50.000 euro per altre associazioni che avrebbero desiderato fare altrettanto. Quindi nel nostro programma, oltre a queste due mostre, inseriremo alcuni altri piccoli eventi e faremo una cosa importante che durerà tutto negli ultimi 2 mesi e i 4-5 mesi successivi nel 2025 per ricordare questo avvenimento che indubbiamente ha una portata storica per i triestini e non solo. Assessore, grazie per essere stato con noi, buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro anche a voi. Grazie, soprattutto a te. Andiamo in pubblicità e poi altri 2 ospiti. Bene, grazie Carlo Capovia. Aspetta. Allora, c'è già un clima abbastanza divertente, perché abbiamo, come potete vedere, abbiamo catturato sia Alessio Colautti che Andrea Binetti. Sì, non peraltro, ma perché siamo in macchina insieme. Quindi, lo devo scarrozzare dopo? È il mio chauffeur in questo momento. È il mio chauffeur. Ma perché devo andare a Udine? A Palma no, a Palme. A Palme. Udine. Adesso che avete anche il canale 12 dobbiamo dire a Palme. A Palme. Ma perché, come diceva mio zio? La prova in orchestra con la FVG Orchestra per la Vedova Allegra di domenica, sì. Si può dire? Okay. Di domenica. Domenica al Palamostre, Teatro Palamostre di Udine, ore 21:30. Dove tu fai Niegus e ti dà la vedova. Allora, no, intanto, torniamo seri. Non c'hai neanche presentati. Cioè, no. Hai visto Andrea Binetti e Alessio Colautti, no, perché sono con i microfoni. Allora, recentemente grande successo per l'Acquachetta, il titolo è L'Acquachetta, che mia madre mi diceva, giustamente, dice è un'operetta che a Trieste non è stata molto rappresentata. Una volta. Ecco, quindi devo anche dargli ragione. Ma lui ne ha fatte varie. Lui che ha fatte tutte. Lui ne ha fatte tutte. Cioè, una volta in tempi recenti, 39 anni fa, l'unica edizione al Festival dell'Operetta di Trieste, quella storica con Massimini, la Mazzucato, c'era il debutto di William Matteuzzi, dopo diventato uno dei più grandi tenori rossiniani, insomma, del bel canto. Sì, questo anche per pesare quanto sia importante. Sì. E dopo c'era stata un'edizione, se non sbaglio, in precedenza a San Giusto, ma si parla degli anni 50. Addirittura. Io c'ero, sì, ma ecco. Cercavo, ma non te ieri quella sera. C'era Bosazzi, ma tu non c'eri. C'era Bosazzi, però non mi ricordo. Sentà dire una colonna, probabilmente. Sì, può essere, come la prima volta che sono andato in Cina. Come la prima volta che sono andato in Cina. E vi aspettavate questo riscontro? Ci aspettavamo questo riscontro nel senso della curiosità, ma sai, bisogna dire la verità che in questi ultimi anni tra l'associazione dell'operetta, i vari teatri, il Verdi, il Rossetti, insomma si sta piano piano, con fatica, ma si può dire che stiamo ricostruendo il pubblico, perché questa è la base di tutto. No? Sì. Perché noi sappiamo che gli anni gloriosi del festival, è vero che erano anni d'oro, ma è anche vero che c'era un pubblico
solido, numerosissimo, affezionato, c'è lì, bastava nominare operetta che era già tutto venduto, non importava il titolo, no? Sì. Oggi invece dobbiamo ricostruire con fatica il pubblico un po' alla volta, per dopo magari permetterci fra qualche anno, quando saremo un po' più scassatelli, quando verranno a prenderci a Litis ci porteranno di potremmo sera. fare qualche titolo esotico, ma per il momento facciamo titoli Rosa di cassetta. Istanbul. Sì, sì. Rosa di Rosa Istanbul. di Istanbul, Di non di Istanbul, ma di Istanbul. Chi non è stato a Istanbul? tutti più o meno, anche più Le volte. crociere vanno a Istanbul. Quindi. Sì, discutevamo per dare un'idea anche al pubblico di che cos'era il Festival dell'Operetta, quello insomma storico, eccetera. Ieri discutevamo con Alessio di una versione del Cavallino Bianco dove c'era Aldo Fabrizi che faceva Pesameno a San Giusto e doveva essere qualche cosa di stupefacente. Già per vedere Aldo Fabrizi con le lederhose ovviamente sarà stato non un pesameno veneziano, ma in romanesco, ma solo avere questo gigante del teatro che poi è come Elio Pandolfi, tu te lo ricordi? Lui non faceva niente, bastava che muovessero la faccia, no? La mimica, le guance, gli occhi. Sì, no, povero, tra l'altro Elio, povero, accademia, pensa che lo chiamavano, perché era un grande imitatore, lo chiamavano per la Lattanzi, per doppiare la Lattanzi, per fare la gallina. E poi lui mi aveva raccontato, anzi io l'ho conosciuto assieme tramite Andrea con la prima operetta che abbiamo fatto insieme nel 2009, Vedova Allegra al Verdi. E esordì entrando in sala prova dicendo Steboni che oggi con la mona per traverso. Ecco, questo era l'esordio. Buongiorno finesse. Questo era il suo ingresso. No, perché lui adorava dire le parolacce, non sapeva neanche quello che diceva, ma tipo eravamo anche in Sicilia, al Teatro Perandello, fare quel mondo, tutto così era per la strada. Scusate, con licenza. Però questo era Elio, ma era la grandezza di Elio. Però era uno di quei personaggi gli era concesso tutto. Che poteva dire con simpatia, non c'era mai la volgarità, non c'era mai l'offesa. No. E lui insomma mi aveva raccontato, perché poi mio suocero fece delle foto alla sua adorata Cagna, Lala, un cane lupo, e mi raccontò che il suo primo incarico, che grazie a suo padre, che era custode del Leonardo da Vinci, il liceo di Roma, ebbe a Radio Vaticana in tempi di guerra, e lui doveva esordire aprendo i programmi leggendo il palinsesto, solo che si sbagliò e disse sia lodata Radio Vaticana, qui parla Gesù Cristo, e fu defenestrato subito, ma che poi lasciava ad intendere se fosse stato un caso o l'avesse fatto c'è questa storia che riguarda, la faccio breve perché Tognazzi e Vianello, che dopo l'incidente della sedia vennero richiamati quando nacque il secondo canale, e i dirigenti RAI dissero loro vorremmo fare un varietà, quindi loro sono anche disponibili, e dice avete qualcosa di pronto? E Vianello, senza consultarsi con Tognazzi, disse avremmo qualcosa sul Papa, e qui già i dirigenti che è d'attualità in questi giorni già i dirigenti RAI si irrigidirono. Tognazzi prese la palla al balzo e, siccome quella volta il Papa era Roncalli, quindi bergamasco, cominciò a fare un grammelò bergamasco. Vi faremo sapere, e gli hanno detto, e poi non li hanno. Tra l'altro, per chiudere il giro con Cavallino, il record di programma messo nel cassetto per 9 anni e già registrato pronto in 8 puntate, ma venne messo appena in scena, cioè in onda 9 anni dopo, fu proprio quello di Paolo Poli, grande Sigismondo Cogoli, Sigismondo Cogoli, che è una parte che grazie ad Andrea io ho potuto fare a San Giusto, vicino a Marzia Apostoli. Che rifarai? A proposito, com'è Binetti come regista? Devo dire la verità qua, vedi, sette volte te porto in macchina dopo. Sì, mi deve portare fino a Palmanova. Non andare per le Sconte, visto che già tutta la costiera serrada faremo un giro per Basovizza, credo. Quindi, allora, innanzitutto, adesso sono serio, non è facile, ma credo anche da parte sua questo. Quando si è amici fuori, è difficile per un momento discendere, no? Per un momento, però
Credo che in questo non abbiamo mai trovato, cioè riusciamo a scindere il momento dove dobbiamo dirci le cose da collega a collega, da amico ad amico. Ma guarda, io in genere cerco di farlo come prassi proprio, di aver dato un senso di civiltà e di collaborazione. Che non è da poco. Perché credo che la cosa che funzioni sia la squadra, io su questo sono irremovibile, poi che poi in questo caso chiamo famiglia, che è fondamentale. Sì. Dopo certo andiamo tutti a mangiare assieme fuori, ma quando si lavora in maniera seria. Io cerco poi, sai cosa? I primi giorni costruisco, come dire, lo scheletro, il disegno dello spettacolo, e dopo si lavora di cesello, perché sai, sono finiti i tempi che ci stava 1 mese, 2 mesi per provare, oggi in 2 settimane è detta già tanto. Che cola. Sì, capisci? Quanti giorni avremo il palcoscenico per... Al Verdi saremmo messi un po' male, insomma, per cui stiamo lavorando in maniera assidua, ma sia sempre meno il palcoscenico. Per esempio, però, insomma, si continua, non è che la cosa viene meno provata, anzi... No. Sì. No, ecco, però, proprio questo volevo chiedere, nel senso, è logico che uno suppone che le prove si tengano in una sala di un teatro, che è così, però non è sempre così. Non so. Cioè, provare in qualche cosa che non rimandi direttamente ad un teatro. È molto difficile, è molto difficile. Devi avere tu regista, e io per fortuna questa è una dote che hai perché ci conosci i palchetti per nome, sì, dei palcoscenici. Sì, ma non solo, io per fortuna ho la grande qualità di vedere il prodotto finito nella mia testa, ed è fondamentale. Sì, questa è una nei grande particolari. Cosa. Questo non ti fa molto triestine. No. Ok, sì, ok. Frecciata questa. Dopo devo dire che loro, insomma, comunque lavoro con dei professionisti che quindi si prestano al gioco, e che lavoriamo in teatro, sul palcoscenico reale o lavoriamo in una sala, comunque diciamo che a terra si mettono dei segni, dei tracciati che più o meno ricordano la scenografia, almeno un buso con scritto "De latte va dentro, de latte va fuori". No, il bello è immaginare chi ci vede dalle finestre, perché lui per esempio mette 2 sedie e dice questo è il pozzo, questa è la pan, e gente che ci vede parlare col pozzo con 2 careghe. Sì, perché per esempio in Acquachetta eravamo in questa sala, in questa stazione, in piazza Ober, dove eravamo? Si vede il lavatoio angolo via 30 ottobre, dietro, dove quando c'era il tram, eravamo dietro al tram. Sì. E quindi cantavamo, tutti i turisti sotto, bravo. Sì. Era una festa nella festa. Sehr gut, bravo. Ma sei riuscito a far tagliare i capelli a Seguglia? Sì, e anche la barba. Pensa, non li ha dati a me, quelli che ha tagliato. Sì. Allora taglia pochi. Grazie. Vabbè, so che non parla un sordo, ecco. L'unico che può star zitto è lui. Sì, lui accidenti. Ma che ne avevo? Tu ricordi quanti? A noi ne dici, a noi. Sì. L'altro giorno sono andato dal barbiere e dice: cosa facciamo? Vedi la barba. Sì. Il taglio Lourdes. Il taglio Lourdes. Il taglio Lourdes non è male. Qual è il luogo più strano dove siete stati costretti a provare? In casa sua, è difficile dire. Mobili. Sì, che è un suo. Adesso vi svelo una cosa di Binetti che pochi sanno, che è una cosa che ha in comune anche con una grande dell'operetta della quale non faccio il nome, però lui quando non riesce a dormire di notte, per la felicità dei vicini, difatti se qualcuno dorme a casa sua la mattina va in bagno dentro l'armerone. È un vizio di famiglia, mio nonno paterno era così. Infatti un giorno c'è un episodio, torna a casa stanco, distrutto dal lavoro, si fionda in camera da letto convinto di trovare il letto, si è schiantato sul comò perché mia nonna durante il giorno aveva spostato tutti i mobili della camera. Quindi è una cosa che c'ho... Sì, quindi io ricordo un Sigismondo fatto nella casa precedente di dove abita adesso, con un bellissimo affaccio sul verde, però la gente che sente con Gulin che suona anche le pignatte, perché Gulin suona tutto, e lui che dice: guarda, allora qua sarà questo, girite di là, e tu entri dall'ascensore per andare a recitare in soggiorno suo. Sì, però sai, l'ingresso, c'è stata una bellissima Vedova Allegra fatta da Landi che arrivava dall'ascensore bianco, quella con la serra, con Daniela, quindi, con Max. e quindi immaginatevi che anch'io sono entrato dall'ascensore così, non era la serra però, vabbè, ma chi si accontenta con certo. Ecco. Allora, dunque voi siete non credo testimoni diretti, forse Andrea sì, tu non penso. Testimoni diretti anche di quando il teatro era fatto anche di, come posso dire, di quelle astuzie, di quei giochi
che erano parte anche del mestiere, no? Cioè fare in modo che la pausa, che sono cose che io trovo... Beh, lui ce le suggerisce queste cose. Ma sai, io ho imparato il teatro con queste persone qui. Loro ti insegnavano come catturare il pubblico, ad esempio. È evidente che il pubblico lo catturi, hai passato il termine, con anni di lavoro, con anni di... Il pubblico intanto non va mai tradito, questo ce lo siamo detto tante volte, perché noi possiamo cantarcele e suonarsene, ma se questi non ci vogliono bene, non vengono, è finita. Il pubblico non va mai tradito, però il pubblico bisogna anche saperselo prendere. La finezza del grande artista è proprio quella di sentire e di farli sentire. E poi questo me lo insegnò Massimini, me lo insegnò Bramieri, tu devi sempre cogliere in tutta la folla, in tutta la gente che c'è a teatro, una persona. Quella persona che proprio vedi che tu lo hai catalizzato, che ti adora. Quella persona trascinerà tutto il teatro, ed è vero. Io ho imparato questo molto nel mio piccolo, grazie al grande maestro Livio Cecchelin, che mi aveva fatto notare questa cosa nel celeberrimo Cosson lontan de ti Trieste mia. Se è in alto quattro nuvoli, pausa, parlato de sotto un fia de mar, cambia tutto. E sai, lui era, voglio dire, lui ha iniziato una carriera di 70 anni, no? Quindi ne ha viste di cose, anche di un teatro che lui ha sfiorato, ha toccato, io ho soltanto sentito raccontare. Un pubblico che però era molto, per assurdo, era un pubblico sottoposto a molti meno stimoli di oggi, perché non c'era YouTube, non c'era internet, però erano molto più acculturati, no? Ma teatralmente. Non solo, ma era un teatro fatto di cose semplici, era più semplice, però andava a volte più nel profondo, perché si toccavano le corde dei sentimenti, che comunque sono quelle che pagano, che fanno la differenza. Qual è la regola? Per esempio, io ogni tanto me lo chiedo, quando si è in scena, no? Dove si guarda? Cioè, perché alcuni dicono, per esempio a Rossetti, che bisogna guardare davanti alla prima galleria del Rossetti, averla come... C'è una regola particolare? Trovi uno appunto che... Io credo che la regola sia proprio quella di va dove ti porta il cuore, questa è la regola. Ogni sera è diversa. Perché lo senti, veramente lo senti. È diverso. Sono energie che ti arrivano. Tipo, noi ti possiamo dire che la differenza è enorme, per quanto un successo a entrambe le serate, ma tra la prima e la seconda recita. Il pubblico della seconda recita sembrava all'inizio dipinto. Ho detto, mamma mia. Era una fatica. È uscito la prima uscita che ha fatto, mi ha guardato, stasera che vuol lavorare. Nel senso di bisogna lavorare per girarli, no? E quindi veramente è molto soggettiva, non c'è una regola. La regola è proprio quella di darsi per riuscire a cogliere. Beh, così è stato, ricorderai, a gennaio siamo stati ad Aosta. Sì, ti ricordi? A gennaio abbiamo avuto, io almeno ho avuto paura, perché tra l'altro a me sono affidate in questo, vi racconto la Vedova Allegra, le battute più, a me a Marzia Postogna, le più divertenti, niente. E poi ci hanno chiesto 6 bis, non è un modo di dire, 6 bis, non andavano via. Per cui un pubblico attentissimo, ma muto, mamma mia, questi qua ci linciano. Invece alla fine in piedi 6 bis. Chissà Dio che... 6. No, proprio non sapevo, alla fine non sapevamo che il pubblico triestino è un pubblico speciale, perché è un pubblico che abbiamo abituato e si è abituato a un teatro dove partecipano, soprattutto con l'operetta, sono in piedi e rispondono alle battute, tu gli fai una battuta dal palcoscenico, si aspettano anche perché aspettano che tu li coinvolga, proprio sono abituati a questo genere di teatro. Magari un pubblico di altre città è più composto, più serio, però alla fine si scatena. Infatti è stata una sorpresa incredibile. Io non avrei mai creduto. Per dire, signori Sipario, scappiamo presto. Avevamo l'albergo vicino, in zona pedonale, per fortuna. In zona pedonale, invece se a un certo punto non avesse detto signori andiamo via, eravamo ancora lì. No, lui ha detto la celeberrima frase, ma non aveva una casa, perché insomma... No, perché non sapevamo più cosa bissare, abbiamo Escabroro le donne studiare, il Parigin, tu che mi hai preso il cuore, abbiamo bissato la pausa, quindi l'intervallo abbiamo bissato. Questa di non avere una casa, eccetera, io mi ricorderò sempre per ovvie ragioni Marcello Mastroianni nelle ultime lune, che nella prima dice ma fa freddo, andate a casa, ora che è arrivata a casa, era un dicembre freddissimo. Mastroianni con il quale qualcuno ha lavorato. Sì. Ma là penso pensa che compagnia, veramente, Borboni, Mastroianni, Massimini, Bramieri, Garinei Giovannini. Il mio debutto, pensa, al Sistina, io dicevo A, neanche B,
ma io stavo ore dietro le quinte a rubare con gli occhi. Quando hai gente immensa così, e di un'umiltà, sai Umberto, gente, i grandi professionisti che non hanno bisogno di tirarsela se dici a Trieste, gente umile, grandi professionisti, e tutta gente che arrivava dal nulla, gente che si era fatta, che si era costruita un mestiere. I nomi che poi saranno anche quelli che un po' accompagneranno nel percorso del Festival dell'Operetta di quest'anno, i grandi nomi, senza nulla togliere agli altri, però sono quelli di Ariella Reggio, Daniela Mazzucato, Max, che fino all'anno scorso è stato anche in cartellone e lo sarà presto di nuovo, però sono le persone più umili, proprio semplici. Adesso devo dire la verità, anche io ho intervistato 2 volte Alberto Sordi con una facilità incredibile, e hai delle difficoltà per intervistare gente mediocre, per dire, per dire la verità, ed è, insomma, capisci tante robe anche facendo il nostro mestiere, per questo, insomma. E allora, prossimi impegni, così facciamo anche un po'. Possiamo sì dirlo, dopodomani la Vedova Allegra appunto al Pala Mostre di Udine alle 21:30. Quindi questa Vedova Allegra in forma di concerto scenico, ma insomma tutta la Vedova Allegra. Tutti i numeri musicali con la grande orchestra, FVG Orchestra, diretta dal maestro Gessi, e con noi anche appunto Gualtiero Giorgini, Marzia Postogna, Ilaria Zanetti, Sergei Kanighin, il corpo di ballo, insomma c'è veramente uno spettacolo completo, scene e costumi del teatro, prestati dal Teatro Verdi, soprattutto i costumi di scena. Poi dalla prossima settimana iniziano le prove che andrà in scena Sogno di un valzer, raccontato sempre al Teatro Verdi il 16 di luglio, la sera, appunto con Ariella Reggio, la Mazzucato, io, poi c'è la Selma Pasternak e Sergei Kanighin. Poi il 20 luglio saremo sempre con la Vedova Allegra, ma al Castello di San Giusto. Quindi, e poi per concludere 8, 10 e 11 7 agosto, scusa, la Vedova Allegra, siamo al Parco delle Rose, al Parco delle Rose a Grado. E chiudiamo poi con la Contessa Maritza, questa apoteosi proprio il capolavoro della piccola lirica, al Teatro Verdi, una coproduzione tra il Teatro Verdi e l'Associazione dell'Operetta, con questa Grafin Maritza, Contessa Maritza, con Alessio, Ariella Reggio, grandi artisti. Io confondo sempre, la Contessa Maritza è quella di Vado a Varisin? Sì, quella là. Se vieni a Varisin. Se vieni, io confondo con... La Principessa della Ciardash. La Principessa della Ciardash, sono un po' fatto. No, ma basta ragionare che qui andiamo per centenari. Se l'anno scorso abbiamo fatto il centenario del paese dei Campanelli, 23, 24 c'è il centenario della Contessa Maritza, di Gräfin Maritza o Maritza Grofno. Il prossimo è il mio. E il prossimo sono 100 anni di Vinetti, si fa un gran galà. Come si dice in ungherese? Maritza Grofno. A proposito di ungherese, ieri sappi che in orchestra c'è un ungherese, mi viene vicino e mi fa: ma scusate, ma voi dite Gniegusz, ma è Gniegosz da noi in ungherese? Sì, perché Gniegusz da noi è prosciutto. Perfetto, sì. Per quella utile, perfetto. Eccolo, se può una buona parola, crack. Che ho detto, tutti che ridevano. Eccolo là. Sì, eccolo. Gniegusz, basta che io manco un giorno da prova e Vienzò, c'è l'orchestra, si ribella. Ha detto Gniegusz è prosciutto. Perfetto, un'ovazione c'è stata. Invece Alessio, ieri c'è stata la prima serata del Teatro in Giardino. Pubblico, che viene replicata il prossimo Andiamo il 25 di luglio con Sanremo sotto l'ombrellone, con formazione stabile io, Elisa Colummi, Marco Ballaben al pianoforte, e poi al 20... Io devo conoscere sto Ballaben. Te lo porti in trasmissione una volta, dai. Portalo perché non lo devo conoscere. Lui ha suonato ad Aosta, per esempio, con noi. E il 22 di agosto... Anche perché Ballaben suona meglio, ma questa è una battuta roba, da guitto. Sì, da roba... Segna, che la Segna. Il prossimo giro... Agus avrebbe detto guitto. Guitto. Grande Gianni Agus, mamma mia. E il 22 di agosto l'Operetta incontra il musical. Avremo, spero, ospite Andrea, sempre con Elisa, Marco, e poi io sono anche al Museo Sartorio lunedì 5. Sono anche al Museo Sartorio. Sì, sono esposto come il trittico di Santa Chiara. Il 5 di agosto con Povero nostro Franz, con la Civica Orchestra a Fiatti di Muggia e Marzia Postogna. Leggeremo alcune È anche Valdobrie. bello che si stia combinando qualche cosa per i centenari di Carpinteri e Faraguna, che insomma... Che sono due grandi forse nomi.
ma questo lo dico io, mi prendo, come diceva Biscardi, assumete le tue responsabilità, forse meritavano anche qualche cosa di più concreto, ma insomma, questo... Però sai, io sento nelle operette che noi facciamo qui a Trieste, che un po' si tocca quel mondo, è vero? Beh, io lo ricordo sempre, soprattutto lo chiedo in qualche maniera, soprattutto ai caratteri, no? Ai personaggi di carattere, che può essere lui o Giorgini di solito, gli dico dai, usate quel linguaggio, soprattutto quella fonetica, quel suono che ricordi le Maldobrie di Carpentieri Faraguna, che sono immense e che io dico sempre, e me ne assumo la responsabilità, io spererei di rivederle. Certo, perché la grande modernità potrebbe essere sarebbe molto bello. Io spero, capisco. Perché mi dicono, ma credo non non parliamo gli ai artisti sordi. di quella volta, mi dicono ma non fa niente, ne abbiamo altri. No, non si parla ai sordi comunque, credo, perché si stia muovendo qualcosa. Ecco, io spero, anche perché, come dire, il materiale umano, ma anche il materiale umano in grado di portare in scena c'è, e quindi... Anche perché poi si ricorderebbe così anche un grande triestino che è stato Damiani, no? Anche certo, sì. Non sarebbe da poco. Allora, io ringrazio, siamo in chiusura, io ringrazio Alessio Colautti e Daniela Binetti per essere stato... ho sbagliato l'ordine alfabetico, avrei dovuto dire... guarda. Ok, ma no, perché sono io nel mezzo, le due dive ai lati e il Guitto nel mezzo. Binetti Colautti avrei dovuto dire, in questo senso. Hai ragione, ma anche per ragioni di cartellone, insomma. E anche anagrafici, insomma. Ma questo lo dite voi. Dire io, perché devo chiudere con una cattiveria. Grazie davvero, buon lavoro, buona estate. Grazie, a presto. Noi ci vediamo con Trieste in diretta la prossima settimana, martedì alle ore 18.